Vicepresidente De Berti, viabilità e Olimpiadi. Stamattina c'è stato un altro crollo sulla Croda che non ha intaccato l'Alemagna, però comunque c'è preoccupazione dal punto di vista viabilistico. Ma sicuramente sono interventi che comunque negli anni, indipendentemente dalla strada interessata, c'è sempre stata la necessità di mettere in sicurezza la viabilità in montagna. Per quanto riguarda le frane che ci sono state sulla 51 a San Vito, so che ANAS sta lavorando alla progettazione e alla realizzazione di un intervento che può di fatto risolvere le frane, comunque contenere le frane che ci potrebbero essere. Diciamo che la strada va messa in sicurezza indipendentemente dalle Olimpiadi, non è una questione che perché ci sono le Olimpiadi bisogna intervenire, è una strada che va messa in sicurezza. ANAS sta lavorando e sono fiduciosa che verrà presto trovata una soluzione definitiva. E sulle due varianti invece che tempistiche ci sono? Allora, novità? le due varianti che sono la grande legacy che verrà lasciata al territorio, sia la variante di Longarone che la variante di Cortina, tenete presente che è sempre stato detto fin dall'inizio che le varianti non sarebbero state, perché tecnicamente non era possibile realizzarle prima delle Olimpiadi. Il Presidente si è battuto con tutti i governi che si sono succeduti per poter avere gli stanziamenti necessari per poterle realizzare. La variante di Longarone è completamente finanziata. Per quanto riguarda la variante di Cortina, i cui lavori non possono assolutamente iniziare prima delle Olimpiadi perché è incompatibile con la realizzazione delle Olimpiadi, perché ci sarebbero delle interferenze, mancano 250 milioni che il governo si è già impegnato a stanziare. Poi per quanto riguarda la gara di Longarone, il commissario aveva detto che entro luglio avrebbe pubblicato la gara, insomma siamo ad agosto, confido che lo faccia presto. Grazie.